Ed eccoci qua, buon pomeriggio cari amici, Renato, sono qua in compagnia di Renato e Filippo. Praticamente vi stiamo dando una piccola bella notizia, insomma non dico l'avvenimento del secolo, non dico che abbiamo trovato il Titanic, però è comunque una notizia. Un titano non è comunque... Marvin, è uno spettacolo incredibile per gli amanti degli autobus, qualcosa di favoloso. Infatti vecchio Renato, tutto è partito così tutto è partito alla ricerca di un certo Marvin 345, l'hanno chiamato così tramite dei video, insomma, e siamo arrivati a dare certe notizie e niente, insomma, il canale del Marvin ha avuto la notizia qua di questo vecchio Pullman Fiat 306 e che poi il Marvin ha un po' smistato la notizia e alla fine dei conti il destino di questo vecchio autobus 306 doveva essere un taglio e niente ragazzi, abbiamo la piacevole proprio all'ultimo abbiamo la piacevole notizia di dirvi che questo vecchio 306 è stato salvato all'ultimo. Ragazzi guardate, giaceva qua da anni questo 306 qua tra la vegetazione, come vedete, eccola qua, i pali del telefono, i pali dell'illuminazione, guardate qua, insomma, vedete qua c'era un po' di tutto, c'è un po' di casino, insomma, qua avevano dato, come abbiamo detto Filippo, una specie di ultimatum, giusto? L'ultimatum, o veniva recuperato entro brevissimo tempo oppure sarebbe andato al taglio, comunque l'area era da sgomberare. Eccolo qua cari amici, insomma un'area che doveva essere sgomberata, insomma, a breve. Per fortuna questo vecchio 306 ha trovato un suo destino, è salvezza. Tornerà a rivivere quei magici anni 60, amici. Guardate che spettacolo queste porte. Eccolo qua, vecchio Renato, insomma. Facciamo tutto il giro, dai. Facciamo tutto il giro, certamente. Insomma Renato, è qua la soddisfazione e la diretta di poter toccare un Fiat 306 come piace a te. Era il tuo sogno. Non capita tutti i giorni. Guardate i vetri come sono stati devastati dalle pietre dei ragazzini, di piccoli vandali. Ed eccoci qua cari amici, io vi faccio vedere particolare per particolare, siamo su questo vecchio 306, è molto bello vederlo posizionato qua ancora e a pochi giorni appunto sparirà da questa zona. Per fortuna è stato chiaramente salvato e niente, insomma, grazie all'intervento un po' di tutti qua, collaboratori di AITE, soprattutto di AITE, insomma è stato salvato. Eccolo qua, insomma, qua abbiamo i vetri un po' sfasciati, appunto questi vandalismi di ragazzini che non sanno come farsi passare il tempo, ma niente dai, l'importante è che dai, questo vecchio 306 che il fregio resiste ancora, Filippo, strano che c'è, e insomma niente, questo vecchio 306 Renato insomma è stato salvato. Quello che è importante, come vedete, il Pullman era qua da diversi anni, la natura si era presa un po' possesso, addirittura hanno tagliato i rami alti di questa pianta enorme. Esatto, come vedete c'erano aria di taglio fresco, esatto, pianta, aria di taglio fresco perché appunto si appoggiavano su questo vecchio 306 e niente, è qua appunto con le sue tracce di ruggine che ha lottato contro il tempo e vediamo dei fogli di lamiera. Ecco, andiamo a vedere i vetri, perché i vandali hanno sfondato anche questi vetri, quindi il proprietario ha pensato bene di preservare l'interno di questa vecchia corriera con appoggiando delle lastre di ferro. Ed eccoci qua, insomma, ecco, vedete qua ci sono delle lastre di ferro anti-vandalo perché qua sfasciavano tutto. Vediamo qui il motore. Eccolo qua, il motore del 682. Motore qua del 682. Guarda qua Renato, è proprio del 682, come vedi il motore c'è. Ecco, mi hanno detto che con un giro di chiave è partito, o no Filippo? Sì. Ecco, ringraziamo il dottor Sergio che ci ha messo le mani e l'ha fatto partire. Dopo noi tenteremo il riavvio. Il dottor Sergio è dovuto allontanarsi per problemi di lavoro e quindi ha detto provate voi a mettere in moto, vediamo se siete capaci anche voi. Vedete qua di mettere in moto ci hanno lasciato qua delle batterie, insomma, come vedete la vegetazione era stata fitta, ecco, insomma è stato un po' ripulito adesso. Un po' di pulizia, ecco. Vediamo una chiocciolina qui sul vecchio Renato, dai, partecipa anche tu qua, cosa ci dici? Insomma, è la tua soddisfazione vedere. Trovo eccezionale poi in queste condizioni, in questo. E neanche molto tanto distante da Trento. Da quanti anni è fermo, Filippo? Qua, in questa zona circa. Quanti anni è fermo qua? Qua. Ecco.
12 anni. 10-12 anni, ecco qua, siamo qua in compagnia, come si chiama? Giuliano. Giuliano, bravo Giuliano. Te ti piaceva questo pullman? Avevi... Molto. Molto. È ancora qui. È ancora qua. Insomma, ti sarebbe piaciuto vederlo in strada? Sì. Dai, comunque, per fortuna dai che questo, esatto, in qualche maniera si salva, non va allo sfascio, ecco. E te l'avevi salvato te Giuliano questo pullman al tempo? Ma, Io l'avevo preso le ferrovie vicentine. Ah, ho capito. Io facevo la linea delle scuole da Due Ville a Montecchio Bracaccino. Per cui tu sei un autista, ah ecco, sei un vecchio autista, insomma, di... Eccolo qua, cari amici, guardate, insomma, qua Ancora il numero matricolare il signor Giuliano appunto ha salvato delle ferrotranvie, le Fertranvie, eccolo qua. 205. Poi eccolo qua, insomma. Era completo questo pullman di tutto al tempo? Ecco, poi è stato trasformato? È stato trasformato i sedili? Sono stati rimossi i sedili e... Ho fatto io per fare il magazzino. Ah, ecco, praticamente... È diventato un magazzino mobile. Praticamente qua il signor Giuliano aveva appunto trasformato questo vecchio 306, mi ricorda un po' il 306 di Ceggia, trasformato in magazzino ma tagliato selvaggiamente. N2. Ecco, è un N2 qua questo. 306 N2. 306 N2, eccolo qua, abbiamo detto. Proviamo a salire e mettere Proviamo in moto, a salire, vediamo eccolo se qua. Siamo bravi come il dottor Sergio, vecchio Eccolo qua. Marvin. Ed eccoci qua, vai te Filippo, che mi hanno detto che sei diventato un esperto qua di accensione pullman, eccolo qua. Intanto vediamo qua che abbiamo, eccola qua la piccola Luna, sei qua sul 306 anche tu Luna, ti piace, Marvin, sali, eccolo qua, ragazzi, guardate qua. Che profumano di vita. Guardate qua, Fiat 306, insomma, guardate qua Filippo, vieni, oh Renato, c'è la diretta qua, che qua Filippo prova a metterlo in moto, ragazzi, qua siamo appunto su questo 306 dove era stato appunto usufruito come magazzino, vedete? Vediamo se sono solo un infermiere o se sono il dottore. Non sarò come il dottor Sergio, ma se sono vai Filippo, dai, vediamo se ce la fai Filippo. Buono! Va bene lo stesso, dai qua Filippo. Riesci a dargli un colpo di gas anche? Vai là Marvin, senti il rumore il motore che tira. Attenzione Renato, guarda qua c'è veramente pazzesco. Il motore, guarda, il motore va. Manca un po' di gasolio, però va. L'importante è quello. Vai Filippo, ancora. Proviamo a pompare il gasolio. Eccolo qua, dai. Tanto Filippo andiamo qua sul... Te quando lo accendi mi dici pompa te, eccolo qua, guardate qua, insomma la diretta qua. Vecchio Renato, cosa dici? Mamma mia, sono senza parole, strepitoso questo 306 amici. Intanto andiamo a vedere qua. Cosa dici Luna? Sei qua sul vecchio 306 anche tu, Sei sul vintage, quella qua, la piccola Luna, Guardate qua, guarda qua. Giuliano, ma anche tu qui, Giuliano! Eccola qua, piccola Luna, qua come abbiamo detto, un pullman 306 che era stato usufruito come magazzino, qualche interno qua è sparito. Giuliano, ma i sedili ci sono ancora? No, poi i 320 non so se vanno bene. Ah, ecco, insomma, se no li avevi... Ma ha detto che si trovano, non detto? I sedili? Li troveranno, speriamo. Andiamo a vedere. Ma no, vai tranquillo, ecco Dobbiamo qua. fare un altro giro, Marvin. Vai, eccolo qua, bravo Filippo. Dai, proviamo. Ascolta, io scendo, così mi dici se sento, attenzione. Vai Filippo intanto che lo avvii. Certo. Ed eccoci qua cari amici, guardate qua, Fiat 306 che rinascerà. È stato salvato, se trovi un po' di gasolio poi lo riavviamo, ma vai tranquillo Giuliano, va bene lo stesso così, guardate qua, il vecchio Giuliano qua, autista di esperienza che ha salvato al tempo questo vecchio 306, purtroppo adesso probabilmente l'età, insomma è tutto, ti hanno detto qua è meglio, Insomma, l'importante è comunque che è stato salvato Giuliano, quello che conta è questo. Ecco, no, vai tranquillo Filippo, lascia fare. Non sta a toccarla, eccola qua. Non fa niente. Eccola, bravo. Luna che scende. Vieni qua, eccola qua. Ecco la passeggera, Luna. Eccola qua, ragazzi, eccola qua.
Eccola qua, vai Luna, eccola qua, bravissimi, insomma dai. Renato, scendi, Renato! Dai ragazzi, quel che conta, ecco, quel che conta, il giro è finito, purtroppo manca del gasolio, però l'importante è Filippo che comunque siamo riusciti a metterlo, comunque a fargli vedere, a recuperare che c'è traccia di vita. Questo vecchio 306 col motore del Fiat 682, abbiamo detto originale, originale, partirà. Ragazzi, Renato, ci sei? Ciao amici! Oh, Renato, vieni giù qua, cosa sai? Vuoi stare qua tutta la notte su questo pullman? Vuoi dormire qua? Fantastico, diretta, amici! Guardate qua il vecchio Renato, insomma, eccolo qua, spettacolo. Adesso andiamo a vedere un po' tutto qua. Ragazzi, è stato un po' un documentario lungo, però giustamente meritava e sembrava che dovesse venire la tempesta, il nubifragio. Guardate il tempo ha retto. E niente, qua Filippo cosa ci dici? Che fra un paio di giorni se ne va? Sì, entro la settimana questo pullman verrà spostato, farà il suo tragitto probabilmente sulle sue ruote o comunque sopra un carrellone per andare a una trentina di chilometri da questo luogo, più o meno una quarantina di chilometri da questo luogo, per essere restaurato nel tempo, ovviamente, con calma. Con calma, l'importante è che appunto... L'importante è non fare fretta, non avere fretta, assolutamente, e non fare grossi errori nel restauro, ma penso che chi lo restaurerà questi grossi errori non li farà. Comunque l'importante è che il lavoro sia fatto con calma. Ed eccoci qua, cari vecchi amici appassionati di pullman, di bus. Niente, siamo qua in compagnia di Filippo e Renato, abbiamo parlato qua col signor Giuliano. Qua Renato, vieni qua, ci saluti? Mamma mia, fenomenale questo Filippo, mi dai qua? Eccolo fenomenale, qua. Amici. Aspetta un attimo. Nel 2017 Filippo, trovare un pullman in queste condizioni è qualcosa di veramente spettacolare. Sì, ci siete, ci sono anch'io dietro la fotocamera. Quello che voglio dire Renato, il canale del Marvin, senza gruppi, senza chissà cosa, senza satelliti, è riuscito con dei semplici filmati a salvare questo vecchio Fiat 306. È quello che conta, capisci? È una meraviglia questo ecco, pullman, Renato, qualcosa di fantastico avere il canale del Marvin, avere salvato un pullman del genere degli anni 60 senza niente, in queste condizioni, originale. Il bello caro Renato, attenzione, eccolo qua, il bello caro Renato, che non è che io sono andato a cercare a destra e a sinistra, hanno cercato il Marvin e hanno detto: ci puoi salvare o fare in modo che questo